Siamo a Mira, lungo la splendida riviera del Brenta. Quella che vedete alle mie spalle è Villa Venier Contarini ed è la villa che andremo a visitare insieme oggi per scoprire un altro piccolo patrimonio del nostro territorio. Ci troviamo all'interno di Villa Venier Contarini. Ad accoglierci è l'architetto Claudio Albanese dell'Istituto Regionale per le Ville Venete, che fa un po' da anfitrione per questa visita che ci vede veramente dei privilegiati. Architetto, cominciamo a raccontare la storia di questa villa. Ma le prime testimonianze di questa villa risalgono ai primi anni del Seicento, quando le due famiglie Venier e Contarini si uniscono e nell'unirsi confluisce in un'unica proprietà anche questa villa. E poi come spesso accade per le case patrizie ci sono nei secoli vari rimaneggiamenti, vari interventi e superfettazioni. Anche questa casa non è rimasta priva. Nel 600 era una casa sobria a 3 piani, nel 700 viene allargata e sopraelevata con quella che adesso è la sala della crociera, che ad oggi è utilizzata per il nostro consiglio d'amministrazione, bisogna dirlo, è un'ottima sala. E tra l'altro diciamo che in questo corpo centrale, perché poi vedremo anche le barchesse che caratterizzano tutto il complesso, il parco, è una parte preponderante, ce l'hanno gli affreschi, sono la caratteristica della villa. Beh sì, gli affreschi sono presenti in tutti gli edifici che compongono il complesso della villa. In particolare però questi del corpo centrale sono interessanti per via che sono stati riscoperti da noi fondamentalmente nell'intervento di restauro che abbiamo attuato negli anni dal 2002 al 2005 e che hanno comportato anche qualche difficoltà e qualche prolungamento delle opere, perché ovviamente all'inizio, quando ci avevamo messo mano, non ce n'era traccia, ce ne siamo accorti durante i lavori e mano a mano che poi abbiamo effettuato i sondaggi ci siamo accorti che tutti i piani, in tutte le stanze, in tutte le pareti erano affrescate e quindi ha comportato anche qualche variante su quella che era la progettualità dell'intervento. Affreschi molto affascinanti, devo dire che state riscoprendo poco a poco. Ci sono anche le porte che costituiscono un po' parte di questo patrimonio decorato e decorativo. Beh, le porte anche sono originali, queste che vedete qui sono in radica intarsiata, queste del piano nobile e fortunatamente ci sono anche pervenute intatte. Al piano superiore viceversa abbiamo delle porte laccate del Settecento che sono anch'esse comunque intatte nella parte sottostante la verniciatura che hanno subito. Noi ne abbiamo recuperate un paio per prova, per vedere anche l'effetto, se effettivamente ne valesse la pena il recupero ed effettivamente ne varrà la pena. Penso e mi auguro che presto riprenderanno tutte quante il loro splendore. Ecco, diciamo che un po' è il desiderio dell'istituto quello di continuare nel ripristino di questa villa, un ripristino impegnativo, ma insomma la strada è questa ormai. Io credo che oltre che il desiderio è anche la mission dell'istituto e quello che il nostro consiglio d'amministrazione, la nostra presidente e il nostro direttore in questo momento ci danno come messaggio porta in quella strada.
l'architetto albanese abbiamo cominciato ad uscire dal corpo centrale, a visitare anche tutte quelle che sono le pertinenze di questa villa estremamente affascinante. Qui ci troviamo nella Barchessa Est, che è quella che ha maggiormente bisogno di interventi a questo punto, ma che è comunque straordinaria. Sì, è straordinaria per la sala in cui ci troviamo, che raccoglie un ciclo d'affreschi di Daniel van den Dyck particolarmente di pregio e che raccontano in vari episodi la storia di Psiche, e particolarmente bisognosa di essere recuperata perché non di meno questa barchessa nella storia recente è stata utilizzata come scuola professionale, come aula per apprendiste in sartoria, quindi ha subito qualche intervento invasivo che adesso andrebbe eliminato. E tra l'altro fa parte della storia di queste ville. Nei passaggi di mano successivi ci sono delle intromissioni, addirittura delle destinazioni d'uso completamente stravolte. Ricordiamo tra l'altro che questa scuola per sartine era gestita da suore, qui sono arrivate anche delle suore. Sì, questa casa in qualche modo dopo la morte delle famiglie proprietarie è passata di mano nell'Ottocento ad una cantante lirica che poi l'ha lasciata in lascito alla congregazione delle suore della Beata Imelda, che ne hanno fatto un centro per quello che era anche un'attività sociale meritevole nella zona, perché avevano una scuola materna, una scuola professionale appunto per sartine. Ovviamente teniamo conto che la sensibilità verso questi monumenti è qualcosa di relativamente recente, che dobbiamo recuperare, e tenuto conto che nei secoli scorsi invece venivano utilizzati, fortunatamente utilizzati e non abbandonati, ma anche utilizzati per scopi non proprio attinenti a quelle che erano le loro origini. Ci troviamo in un altro pezzo funzionale delle ville venete, che è l'oratorio. Tutte le ville di un certo prestigio avevano la loro chiesetta, il loro oratorio, e questo oratorio in particolare, che vedete in condizioni non ottimali, per dirla con un eufemismo, è anche la testimonianza di quelle che sono le difficoltà che molte ville vivono oggi, cioè quelle di essere soffocate da una via, da un'arteria di traffico fondamentale per la viabilità della zona comunque. Sì, questo è probabilmente il motivo per cui l'oratorio, pur in sicurezza, non è ancora restaurato pienamente per dargli una vera destinazione d'uso, perché sostanzialmente il progresso e l'evoluzione dell'urbanesimo ha portato la via di traffico a lambire la porta d'ingresso e quindi a creare una vera difficoltà, perché è il gradino della chiesa finisce proprio in strada. Sì, finisce in strada e quindi rappresenta un pericolo effettivo a chiunque entrasse e uscisse da quel portone, quindi è diventato impraticabile sostanzialmente. Ed è un peccato, perché ci sono dei pezzettini di storia e degli aneddoti che meriterebbero di essere raccontati. L'oratorio innanzitutto viene edificato nel 1752, come è rappresentato anche dalla lapide sopra il portone, e al suo interno, al centro della navata, c'è una tomba che si crede raccolga le spoglie dell'ultimo dei Contarini. L'oratorio è intitolato a San Gerolamo e San Nicola.
Come abbiamo detto, questa villa è la sede dell'Istituto regionale per le ville venete e Giuliana Fontanella è la presidente di questa realtà, che è fondamentale anche per valorizzare un patrimonio al quale assolutamente non possiamo rinunciare. Ma io credo che l'istituto mai come in questo momento abbia veramente un grande significato per tutti noi veneti. Ricordiamo che nacque tanto tempo fa, subito dopo la guerra, per l'intuizione di due grandissime persone, Mazzotti e Silvio Negro, che proprio diedero vita a questo nostro patrimonio un po' dimenticato attraverso una legge nazionale che istituì l'ente nazionale. La Regione poi in seguito comprese quanto importante fosse questo istituto per la propria realtà e lo valorizzò dedicando proprio una legge regionale e istituendo l'Istituto regionale Ville Venete, che come ricordiamo comprende sia il Veneto che il Friuli, per cui ha una doppia valenza. E in questo momento la funzione, dopo tutti questi anni, diventa fondamentale, come dicevo all'inizio, proprio perché questo è un patrimonio unico al mondo che identifica un territorio, ma che fa anche comprendere che questo territorio ha saputo tanti anni fa spostarsi dall'acqua, da Venezia, e trasferirsi in terraferma. Io lo chiamo proprio la Venezia in terraferma, proprio per cogliere il significato di cos'erano queste ville. Erano degli incubatori economici, erano incubatori di arte, di cultura, ma soprattutto di incontro di luoghi e di persone. Quali sono le azioni che potete porre in campo per salvaguardare concretamente questo patrimonio? In tutti questi anni l'Istituto ha veramente lavorato bene, salvaguardando innanzitutto il patrimonio, che gran parte era in stato di decadenza. Ricordiamo che il patrimonio immenso è di 4.238 ville, gran parte di queste sono state ridonate alla comunità anche attraverso il grande lavoro che stanno facendo i proprietari. Più dell'80% in effetti sono proprietà private, per cui l'Istituto è stato vicino proprio nel mantenere quella che era la solidità di queste case. Chiaramente la strada è ancora lunga, però ultimamente l'Istituto si sta affiancando anche per tante strategie assieme alla Regione, che è l'input, diciamo, proprio tipico per tutte le strategie da ottenere nel futuro, anche di valorizzazione, con tutta una serie di linee. Ricordiamo che noi in quest'anno abbiamo lavorato molto per il turismo scolastico, convinti che le scuole siano il vero incubatore dell'uomo del domani, coloro che possono poi anche trasmettere in questo momento a livello mondiale tanti messaggi, conoscendo che i ragazzi sfruttano molto bene le tecnologie, ma anche proprio per renderli consapevoli di un territorio che ha questo enorme patrimonio all'interno. Quindi ultimissimo messaggio: una villa che appartiene al passato ma che in realtà è strettamente radicata nel presente e nel futuro. Ma io credo che le ville venete siano qualcosa che ci appartiene, no? Che è nel nostro DNA, ci fa anche sentire orgogliosi a livello mondiale e che mai come in questo momento possono ricondurre la comunità per capire quali possono essere le progettualità del futuro. Ecco, questo è stato il grande messaggio che noi abbiamo voluto dare anche qui e che effettivamente sta nascendo in modo molto forte in tutto il territorio veneto e anche del Friuli. La prima parte della nostra visita si conclude qui, però continuate a farci compagnia perché la prossima settimana riprenderemo esattamente da qui.